Ho 92 anni, ho sempre ramassato i castagni e sempre ramassato in che campo. E a non ramassare più perché la gente si trovano troppo vecchi, troppo tecci. Non te ne ricordi più, su quella serata, che mettisti la bagiola, ti vesti una bullendata, e così passasti allegro, lo resto la nottata. Si sarà tanto smenticato il corso di quello pane di legno che impie meria i santenati. A prima vista pareva sì. Castagni ce n'è sempre, mica con tendenza, ma da soddisfa gusto e fame. Ma gente sotto i castagni, poche e mica. Forse perché chi sta non è dividia, di campanese lisce o di giulanariate. O forse perché, come la dice così bene il vecchio gugnanese, siamo tutti troppo tecci. Infatti, se lo si cerca c'è sempre quello cuglione. Ma perché coglie? E chi ne fa ceto castagno? I castagni per mangiarli, e devo farticare e fare farina, e poi dopo c'ho qui una parte per andare ai vesti. In dei tempi cogliamo era per noi i nostri castagni, perché teniamo un porco e 2 o 3 pecore. Ma essendo invecchiate non ne potremmo più cogliere. E allora è qualcuno che t'ha bestie, prima ci metti i pecore a far mangiare i castagni e poi dopo ciò che resta ci metti i porcetti per far mangiare il resto. E me la fa la nostra farina, perché ora nessuno ne face più. La gente si vergogna, solamente a polenta le piace sempre, a tutti. Insomma, cuglia per farsi 2 vallotte, 2 fagiole, un suppo di farina, o se no per darle ai burchi, ai pecore e certe volte ai vaccine. O chi sorte quella castagna. È vero che cuglia, famiglie che cantano un lazzarone sono poche, e mamma Piera sta fuori di casa. Allora la castagna è la postantera e il castagno, danesi conto, come lo può. Ma allora perché gli italiani comprano le nostre castagne a 60 centimi chilò per rivendere in Italia dolciume a confittura o vistute a cioccolata 15 e 18 franchi chilò? E comunque che non nei grandi mercati nazionali non ci sarebbe che castagne lardesce. Se questione, giovani castagnagli e si sopposte, e qui stanno in Santa Terenza non muso. Gian Paolo Incensini, diteci ciò che la vostra cooperativa intraceva. Qui si intraceva un'unità per condizionare la castagna. La castagna corta in castagniccia. Quest'anno si tratta di condizionare 200 donne a poco prezzo di castagne. L'arnasamento comprende una rende vasche di 250.000 litri, spertuta in 8 vaschette, che poi contengono ognuna circa 15 donne di castagne. Le castagne ci stanno 8 giorni, ciottate nell'acqua pura per tombare verme, se lo ci fosse. Un 9° giorno una pompa è assurpa e per lampa in una gemuglia, poi in una sicchereccia e poi in una specie di cerniglio che sceglie rosso minuto. E più belle, banempie, sacchetti di 10 kg, pronti a essere spediti in un mercato all'ingrosso. Ma 2 mani. Una volta condizionate e messe in sacchetti, le mandiamo alla camera fredda. Le camere fredde sono stoccate a una temperatura positiva, dire sotto a 4 gradi. E quindi aspettiamo che i corsi di Rangis o di un altro mercato francese o straniero collino e diamo l'ordine di vendere. E giù da comprare. La gente, quando li sentono un prezzo, sta a dire un franco e 20 kg tutta a massa, fuori dei cantieri, dicono ma allora gugliamo e poi eviamo tutte, capite? È anche più bella, i porcai si crea che i porcai erano contro a sta fare qui, sono i porcai i primi a vendere castagna, che dicono a suo prezzo questi compriamo una none e poi vi compreremo i vostri scherzi.
Signor Vincenti, che ne va delle castagne, delle vostre castagne? Le castagne mi rende quegli immune poche che noi abbiamo la cooperativa. E quelle che non abbiamo mica la cooperativa ci teniamo per ingrassare 2 o 3 porchi per l'uso di casa. Le corte assai? O siamo entrati, abbiamo dato una donna, E altrettanto noi eravamo coglie. noi eravamo la coglie donna. È buona annata? Mica troppo, mica troppo. Qui dopo la sortita della macchina, comunque, le castagne sono scelte, allora c'è una partita che può diventare castagne di lusso, no? Giustamente usandosi l'operazione di fare che la castagna una volta scelta sia venduta il più caro possibile, perché poi di noi se paghiamo un franco e 20 quando è BM così, se luce benefici dopo la campagna la aspettiamo dopo, che li chiamano un anno e mezzo, un sistema cooperativa. Dunque sicuramente aspettiamo ci sia un maximum o più castagne di lusso possibile, si tratta tanto di castagne per fare i marron glacé, per fare i marron naturel e per fare le fagiole, li chiamano i marron grillé. Dunque la trasformazione non ti piace, non mi capito male. Mi capito male, ma forse per dopo male. Sapete, la trasformazione, abbiamo già le fabbriche che trasformano questo fermo a Verina. Un contratto di paese castagnisce, non mi è mica aiutato così, no? O può aiutare? Sapete che San Lorenzo qui è fuori un contratto di paese. E di noi è prevista, di fare un contratto di paese, è prevista, questa è all'eletta decidere, ma i gruppi di lavoro hanno proponono agli eletti di fare donna 2 o 3 unità così, proprio non è breve, castagnali, siamo ancora castagnali, ma non è breve di castagnici che sono scritte in su contratto di paese. Chi stanno 200 donne, chi stanno chi bene? Allora questa unità qui è fatta per trattare 400 donne, chi stanno chi bene forse si unirà a 400 donne. Figliato in conto dalla cooperativa, ancora aiuto in inteso di due repubbliche e un contratto di formazione o provvitto alla gioventù, 4 giovani sono qui impiegati in permanenza. Più tardi, quando la cooperativa verrà da sé, potrà pagarsi impiegati e forse altri, non te ne sono benefici. Però, egli è giusta. Ella si è puntellata per annersarsi a DDA, a Somivac, a Credo per l'agricoltura. Per questi organismi, come per la SICA di Castagniccia, l'operazione deve riuscire. Deve riuscire, così o no, che il problema non è solo di salvare la castagna, ma anzitutto di salvare la castagna. Che ne pensate, Domenico Incensini, poi in questa questione o i talenti? È un affare certo che senza castagno non se ne può avere. Come può degustare qui? Non sarebbe che dentro questo castagneto, castagni abbandonati, c'è macchia, c'è malattia, tutto ci si mischia. E è difficile un paesano in questo stato attuale di poter ammassare, non sarebbe con un chiodo di castagni. Questa è la malattia questa. Allora, i corsi, un paesano corso non capo che un inchiostro. Vi parlerò anche di inchiostro. Abbiamo cercato di spiegargli che un inchiostro è una malattia che non tocca che è raica. Ma ce n'è una che è ancora più grave, che si chiama il cancro, che è un fungo che si mette a mezzo alla corteccia e un legno castagno. E su fungo stia come potere di strangolare la ranca che si trova sopra, fa che usuccio un colla più. E tutta la partita sopra non si muore. Non vuole mica dire che tutto castagno è morto, posto che il sotto continua a via. Invece, contrariamente, un chiostro comincia a avere raica. E a momento così tutto castagno muore. Allora, contro il chiostro c'è qualcosa? Contro un chiostro allora attuale non c'è mica se a fare. E contro il cancro? Contro il cancro sì. Se vuoi malattie che si sperdono. Dunque, cioè su dei conti c'è tale, su dei conti... Ma si sperdono perché? Si sperdono perché ci ammaccia a causa dell'abbandono. Ammaccia chi si mangia tutti gli elementi a terra, il castagno non ha più di che nutrisce e si addibirisce. E il fatto che l'arbolo sia addibilito
la malattia e fuori vecchia. Boh, allora voi che avete fatto per curare queste malattie? Noi che ne abbiamo fatto, avanti di sottometterci alla moda di malattia, abbiamo cominciato per dirci, ci vuole a smacchiare, più questione di aspettare sempre la soluzione miracolosa. Abbiamo cominciato con l'associazione La Custaglia e la Sicca di Castagniccia a impiegare pochi giovani, perché per essere malati si sciantito c'erano, hanno smacchiato un 100 ettari di castagne. C'è questa prima operazione. Dopo siamo passati tanto terreno e abbiamo gettato i castagni contro il cancro. Allora abbiamo impiegato un mese di disabianti. E un risultato? Il risultato è che, come potete vedere qui, il castagno rimbisce. Da 8 mesi dopo il castagno si rimette a piedi, la corteccia si cicatriceggia, c'è una nuova corteccia che nasce e il castagno è salvo. E allora la gente tanto che dice? La gente prima ci è voluto a fargli la prova, perché sapete che in corsa come lo si passa, ci vuole bene per crescere. E la prova è stata fatta, la gente ha visto, toccato, bisato, misurato, calcolato, capito e creduto. Essendo comunque che il castagno si franchi da un male e che la castagna riviglia valore, si può dire dell'erbore d'uso frutto che li rigiovano ai nostri fugoni moderni, quella sacra piazza che la viano Nanto e sopra ai fugoni l'antico. Se lo fossi stato vivo io e Paolo Vitaglio, richiudendo all'insotto i cerive, bindetto e fatto. Eppure ci sono dubitosi in tante esperienze di Lorenzo che dicono che no. Va bene, agigerò. E c'è da sperare che la risposta sciacchitterà come una facciola al nuovo testo.